velocemente, no? Lo Stato non c'è, quindi se dovessimo diventare indipendenti noi saremmo più sicuri, più felici, con una sanità migliore e più ricchi. È una domanda che io ho sempre cercato di fare, cioè se qualcuno mi riesce a spiegare questo, la sanità è già abbastanza buona, è vero, quindi cioè, ma guardi, per capire, no, senza polemica, perché si continua a parlare di uno Stato italiano che fa schifo, indipendenza veneta, ma io a questo punto voto anch'io indipendenza veneta, se dovesse, no, però tecnicamente, senza qualunque, non per essere, senza demagogia, ecco. Sì, non per essere così legato al puro denaro, ma perché il denaro nella società moderna di fatto serve anche, oltre che per comprarle, per misurare le cose. Lei deve sapere che, lo sapranno molti di quelli che ci ascoltano, visto i messaggi che sono arrivati, che a stima, su grandi cifre, il Veneto versa un totale fiscale intorno ai 70 miliardi di euro. Riceve in servizi completamente, forze dell'ordine, pensioni, tutto, qualunque cosa, 50. Restano a Roma 20 miliardi di euro l'anno. Se lasciando tutto com'è, 20 miliardi di euro sul bilancio della regione Veneto, chi è stato assessore, consigliere o assessore regionale lo sa benissimo, prova a immaginare cosa si potrebbe fare a parità di tutto, senza cambiare niente nell'organizzazione. Se poi pensiamo che inevitabilmente, ovunque capita, arrivino i veneti, le cose vengono efficientate mediamente, probabilmente i miglioramenti sarebbero ulteriori. Allora, se lei prova a immaginarsi, io vengo da una provincia, Belluno, che ha un residuo fiscale nei confronti dello Stato italiano di circa 800 milioni di euro all'anno e il bilancio provinciale è stato quantificato per quest'anno in 46 milioni di euro. Se la provincia di Belluno avesse 800 milioni di euro in più all'anno da spendere in strade, infrastrutture, servizi e quant'altro, prova a immaginarsi cosa potrebbe essere la qualità di vita. Quindi lei, alla prossima tornata elettorale, voterà indipendenza veneta.